L'ultimo colpo messo a segno dalla Guardia di Finanza di Agrigento ha accertato un'evasione fiscale di oltre 10 milioni di euro. Ad evadere le tasse questa volta però non è stata una ditta individuale, bensì il consorzio Tre Sorgenti di Canicattì. Ad insospettire le fiamme gialle il prezzo dell'acqua venduta dal consorzio acqueodottistico alla Girgenti Acque nelle annualità comprese dal 2007 al 2010. Ma quello messo a segno dalla Guardia di Finanza al comando del colonnello Pasquale Porzio è solo l'ultimo colpo in ordine di tempo che va ad aggiungersi al bilancio tutto positivo di alcune operazioni antifrodo compiute nei primi 4 mesi dell'anno dalle fiamme gialle. Operazioni che hanno permesso di accertare la sottrazione al fisco di circa 8 milioni di euro, di scovare 24 evasori totali, veri e propri fantasmi per il fisco italiano e di denunciare alla procura 38 persone per reati tributari. Complessivamente, oltre al reddito occultato, grazie a queste operazioni antifrodo sono stati recuperati 1,5 milioni di euro di IVA e sono state inoltre avanzate proposte di sequestro di beni per un valore complessivo di quasi 3 milioni di euro. Ma ad evadere oggi, informano i finanzieri, sono quasi tutte le fasce sociali, dal medico al commerciante all'imprenditore. Insomma, una vera e propria piaga trasversale, cui sistemi di frode fiscale più ricorrenti hanno riguardato l'emissione o l'annotazione di contabilità di fatture false per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro. Talvolta questo meccanismo è risultato ancora più dannoso, spiegano, perché è funzionale a sostenere pratiche per l'ottenimento di finanziamenti e contributi pubblici. Il contrasto all'evasione fiscale in tutte le sue manifestazioni si conferma dunque come uno degli obiettivi principali della Guardia di Finanza per garantire condizioni di equità sociale. Sono ormai chiari a tutti, infatti, gli effetti causati da chi si ostina a rimanere totalmente ignoto al fisco, fruendo tuttavia di servizi che restano a carico dell'intera collettività che paga regolarmente le imposte.